Dopo questa iniziativa dobbiamo lavorare e ultimare le assemblee. Odastra, Baronia e poi Mandrolisai. Dobbiamo fare questa assemblea qua. E poi tutti a Cagliari. Ma a Cagliari sappiate che non dirò basta pastori, basta, calma pastori. Avanti pastori, avanti! Fino adesso abbiamo avuto difficoltà a trattenere i nostri giovani e anche meno giovani, ma a Cagliari non lasceremo a briglia sciolta, perché o arrivano soluzioni immediate o noi da Cagliari non ci muoveremo, anche perché non siamo in grado di ritornare alle nostre famiglie in campagna, non siamo in grado di affrontare un'altra campagna di lavoro, o Cagliari o morte per noi! Io ho chiesto tranquillità, pazienza, e pazienza ne avete avuto, ne abbiamo avuto tanta, ma a Cagliari la pazienza finisce, o i risultati arrivano o noi piglieremo in ostaggio Cagliari, questa è la politica deve saperlo, e io so che voi lo farete, anzi, io so anche che siete galantuomini, però voglio da voi un giuramento di fedeltà nei miei confronti, perché io, nei confronti miei e degli altri, perché io questa battaglia la porterò in fondo, ma senza di voi per me è finita. Io voglio un giuramento da parte vostra, che chi torna indietro sarà considerato un vigliacco da tutto il mondo delle campagne. Siete d'accordo?